Buona serata da prealpina.it. Sulle partenze per le ferie incombe la minaccia maltempo. Una perturbazione di origine atlantica porterà nelle prossime ore pioggia e temporali sul nord-ovest e venti forti sulle regioni centrali tirreniche. Il Dipartimento di Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo che prevede a partire da questa sera precipitazioni diffuse che potranno essere anche molto intense, accompagnate da grandine, fulmini e anche forti raffiche di vento su Piemonte e su Lombardia, soprattutto nei settori centro-settentrionali. Nel nostro territorio la situazione dovrebbe peggiorare notevolmente a partire dalle 10 di domattina e a Milano è prevista l'allerta gialla. Dritti contro un palo a Castiglione Olona. In via Pompeo e Silvio Mazzucchelli la scorsa notte, verso l'una, il conducente di un'auto ha perso il controllo del veicolo finendo fuori dalla sede stradale contro un palo dell'illuminazione pubblica. I vigili del fuoco del distaccamento di Tradate hanno collaborato col personale sanitario per soccorrere i feriti, 3 giovani, 2 ragazzi di 26 e 29 anni e una ragazza di 22. Quindi hanno dovuto rimuovere il palo pericolante. Le cause dello schianto che ha distrutto completamente la macchina sono tutte da accertare. E veniamo alle Olimpiadi, una pagina felice per gli azzurri a Tokyo 2020, un oro e un argento, dopo una mattinata con qualche delusione, un crescendo azzurro. Sul gradino più alto nel Taekwondo è salito Vito Dell'Aquila e su quello appena più basso Luigi Samele nella sciabola, 2 pugliesi in cima al mondo olimpico. Anche Nicolò Martinenghi comincia col piede giusto. Il nuotatore di Azzate ha esordito con una buona prova nei 100 rana. Nella batteria vinta dall'inglese PT, Tete è arrivato secondo, ottenendo il 4º miglior risultato di tutte le batterie. Assicurata dunque la semifinale in programma questa notte. Ho fatto la gara che volevo, ha commentato Martinenghi. Una prova controllata, più di cervello rispetto ad altre. Sono molto contento. E veniamo a Varese. L'ospedale del Ponte e il quartiere di Giubiano hanno finalmente un parcheggio e sarà gratuito per tutto il mese di agosto. È stato inaugurato questa mattina il nuovo multipiano realizzato in via Nino Bixio, una struttura attesa da utenti dell'ospedale, dal personale sanitario e dai residenti da almeno 10 anni e che finalmente è pronta per essere aperta al pubblico dal prossimo 26 luglio. 315 i posti auto distribuiti su 4 piani, un'ottantina dei quali riservati al personale ospedaliero. Vi si accede da via Bixio con un'uscita anche su via del Ponte che collega il parcheggio alla stazione nord. L'intervento è stato innescato proprio dal piano di riqualificazione del comparto stazioni che si estende al quartiere di Giubiano. Da lunedì prossimo, il 26 luglio, sarà possibile la prenotazione della vaccinazione anti-Covid tramite il call center 800 89 45 45 per gli stranieri temporaneamente presenti in Lombardia, quelli che sono sprovvisti di un codice valido. Lo ha comunicato l'assessore al welfare Letizia Moratti. Venerdì si è arrivati a quota 11.458.005 somministrazioni, con un aumento giornaliero di 95.000 iniezioni. Il nostro notiziario termina qui, era l'ultima notizia. Vi diamo appuntamento a domani, essendo domenica, soltanto nel pomeriggio alle ore 19. Buona serata da prealpina.it.